Benvenuti a una nuova puntata del podcast dedicato all'archeologia e alla storia. Benvenuti a Cronache di Archeologia con il vostro host Alessandro Azzeni. Come promesso, questa puntata sarà interamente dedicata a un altro aspetto dei nuraghi sardi. In particolare ci focalizzeremo sulla parte apicale, quella che purtroppo non è rimasta integra in quasi nessun nuraghe a oggi conosciuto. E adesso capiremo il perché del quasi. La parte apicale dei nuraghi era realizzata né più né meno con una sorta di, potremmo definirlo, terrazzino. Questo terrazzino era sorretto da delle strutture ellittiche che noi definiamo in maniera sbagliata mensoloni. Sono, invece che delle mensole, dei cosiddetti reggimensola. La mensola invece è quella che noi chiamiamo fondamentalmente ballatoio. Questi mensoloni cosiddetti si possono ancora osservare in diversi nuraghi della Sardegna e la loro posizione esatta è stato oggetto di dibattito per numerosi studiosi, in cui mi sono anche accodato io con l'amico e collega Sandro Garau. Questi cosiddetti mensoloni si possono osservare in diversi monumenti. Facciamo il caso del Mura e Goga di Sindia, o dell'Alvu di Baunei, o dell'Albucciu di Arzachena, ma persino il Losa di Abasanta possiede ancora delle cosiddette mensole in posizione. Se non pensiamo addirittura al nuraghe Tres Nuraques di Nuoro e diversi altri casi che ho personalmente osservato muovendomi avanti e indietro per l'intera isola assieme al fidato amico Sandro Garau. E cosa abbiamo potuto osservare? Beh, nei mensoloni ancora in posizione si osserva benissimo quale sia la posizione originaria delle mensole. Penso ad esempio al nuraghe Tilariga di Bultei, dove proprio si possono ancora vedere le mensole posizionate e di cui addirittura si può misurare la distanza tra mensola e mensola, cosa che peraltro è facilmente osservabile anche nel nuraghe Albucciu di Arzachena. Dopo aver osservato tutti questi casi con le mensole ancora in posizione, mi sono focalizzato su quelli che presentavano invece i cosiddetti mensoloni nella posizione originaria e con questo mi riferisco soprattutto al nuraghe Losa di Abasanta o alle due mensole ben visibili quando si arriva all'apice del camminamento del nuraghe sul nuraghe di Barumini e risultano proprio sulla sinistra in basso nella parte più elevata che poi conduce alle parti interne. Proprio il caso del nuraghe sul nuraghe di Barumini permette di vedere quasi come se fossero congelate, tra virgolette, le mensole che sorreggevano non la parte del terrazzino della torre centrale, ma la parte più esterna della balaustra del camminamento che stava lungo i bastioni. Questo ovviamente prima del cosiddetto rifascio che bloccò quasi congelando, tra virgolette, i mensoloni nell'originaria posizione. È in base a questa evidenza che si può determinare effettivamente quale fosse la posizione originaria delle mensole, la loro verticalità più o meno, la loro inclinazione, in che parte era inserito il dettaglio che dovrebbe sorreggere il camminamento ligneo e tutta una serie di altri dettagli che interessano in particolare agli architetti, agli ingegneri, ma anche agli archeologi. Quindi, appurato quale fosse la posizione nei casi originari, ho iniziato a valutare le mensole in giro per l'isola, sempre accompagnato dal fedele amico. Dopo aver osservato una cinquantina di mensole, ho iniziato a tracciare i disegni che permettevano di capire anche le misure, le inclinazioni e gli angoli e la loro ripetitività è qualcosa di incredibile. È come se lungo l'intera isola avessero un canone perfetto di come queste mensole dovevano essere realizzate. Cioè loro sapevano benissimo che la loro inclinazione doveva essere di tot gradi, che la parte che era realmente interessata per il camminamento era questa sorta di spigolo che è proprio nella parte terminale della mensola
e tutto il resto veniva lasciato in maniera grezza perché non doveva essere osservato visto che stava dentro la muratura o all'interno del camminamento, quindi non era visibile dal basso e loro non si sono sprecati neanche più di tanto a lavorarlo in maniera finissima come hanno invece fatto per la parte più esterna, quella cioè visibile e osservabile dal basso. E così ho potuto appurare anche i pesi, il fatto che queste mensole stiano in posizione, a mio avviso, in maniera assolutamente naturale, cioè sono già bilanciate per stare in questo modo, come le vediamo ad esempio riposizionate nel nuraghe, su nuraghe di Barumini o come anche sono state riposizionate nel nuraghe Genna Maria di Villanova Forru e in tanti altri casi osservabili in giro per la Sardegna. Fondamentalmente ogni nuraghe che possiede queste mensole può essere, come dire, ricostruito e ritornando indietro nel tempo avremo visto la sua completa, come dire, il suo stato di completezza massimo. Se queste mensole vengono trovate in un nuraghe vuol dire che quel nuraghe venne completato, o almeno questa è l'idea corrente. Ma parliamo ora, visto che abbiamo appurato quale fosse il loro posizionamento, abbiamo descritto più o meno quale fosse il tipo di supporto che dovevano tenere, potremmo in realtà spendere ancora qualche parola relativa alla loro evoluzione. Ad esempio, su questo aspetto si può dire che il nuraghe Muregoga di Sindia presenta quella che a mio vedere, poiché si tratta di un proto-nuraghe, termine che non piace solitamente ad alcuni colleghi, ma che secondo me comunque rende ancora un'idea dello stato di più o meno avanzamento di alcune strutture rispetto alle altre, questo esempio dà un'idea dell'evoluzione interna anche nel metodo con cui si posizionavano le mensole. I costruttori del nuraghe Muregoga, ad esempio, avevano realizzato un terrazzino con queste mensole che proprio finivano come se fossero delle lastre. Quindi in questo caso proprio possono essere definite come delle vere e proprie mensole. A un certo punto della loro, come dire, storia costruttiva, negli altri nuraghi invece vediamo che queste cosiddette mensole a forma quasi di lastrone messo di piatto subiscono, come dire, un'innovazione tecnica che è quella di sollevare verticalmente la mensola o comunque il lastrone per fare in modo che il peso venga supportato in maniera verticale. In qualche modo avevano capito che tagliando le pietre lungo i banconi di roccia la loro fragilità era in senso verticale e allora verticalizzando quella pietra che presenta proprio la stratificazione orizzontale, la sua capacità di sorreggere i pesi aumenta considerevolmente e qui proprio un'evoluzione nel modo costruttivo anche nelle stesse mensole. Da questo punto in poi, infatti, si osservano queste mensole diventare quasi verticali, non sono esattamente verticali, hanno un'inclinazione variabile, però che hanno una tendenza maggiore alla verticalità. Questo concetto della verticalità in realtà sembra che per loro fosse estremamente importante. Ad esempio, osservando alcuni nuraghi, pensiamo ad esempio al nuraghe Nuradeo di Suni, dove il paramento che prosegue secondo la classica inclinazione, a un certo punto arrivando verso l'apice della torre, si verticalizza. Questo è qualcosa di veramente strabiliante perché è oggettivamente più facile lavorare con una muratura che presenta un'inclinazione e che poi va a terminare a una certa altezza, sempre secondo quell'inclinazione. Ma il fatto che la muratura a un certo punto diventi quasi verticale è sicuramente qualcosa che già per alcuni di noi appassionati, studiosi, impressiona, quindi figuriamoci a quel tempo. Tornando indietro di queste 3,5 migliaia di anni, voi pensate di vedere la struttura completa dei suoi cosiddetti mensoloni, completa del suo terrazzino finale, probabilmente realizzato in legno, almeno per quanto riguarda la balaustra, secondo altri potrebbe anche essere stato realizzato in pietra,
E quindi vediamo l'immagine che ora osserviamo nei modelli in pietra, nei modelli in bronzo, addirittura alcuni modellini in vetro. Vediamo la torre nuragica nella sua completezza, con questo terrazzo evidente, con al centro una piccola struttura a forma di cupolino, cupuliforme potremmo dire, che a mio parere serviva banalmente per proteggere l'uscita della scala ed evitare così che quando pioveva l'acqua fondamentalmente non potesse entrare nella stessa scala. Quindi appurato che il nuraghe non è una semplice torre troncoconica, ma semplicemente terminava, come tutte le strutture del mondo antico, con un tetto, una parte finale ben coperta, dotata addirittura, poi abbiamo visto, di un camminamento, una balaustra e tutta una serie di altri artifici architettonici. Qua arriva la domanda che tutti sempre fanno: a cosa serviva il terrazzo del nuraghe? Posto che a mio vedere potrebbe servire semplicemente per chiudere la struttura e offrire magari un punto elevato da cui fare una semplice osservazione territoriale, è proprio sul terrazzino, sull'apice del nuraghe che tutti quanti si avvitano per definirne una funzione. Soprattutto chi è appassionato di misteri, di complotti, va a immaginare le cose più strane. A mio vedere semplicemente è la parte sì terminale, è sicuramente anche una delle parti più importanti, perché comunque l'apice di un edificio ha sempre un valore anche simbolico sotto certi aspetti, però dobbiamo anche pensare che non necessariamente lì veniva espletato qualcosa di fondamentale. Certo, avendo dedicato tutta questa attenzione nella finitura di una parte così elevata, è lecito e plausibile immaginare che vi svolgessero delle attività che potevano essere osservate da tutto intorno. Però da qui a ipotizzare alcune idee anche abbastanza strane, per il semplice fatto che nessun nuraghe oggi, e sto parlando della torre centrale dei nuraghi complessi o la singola torre nel caso dei nuraghi monotorre, a oggi nessun terrazzino, tra virgolette, è stato osservato completo. La nostra conoscenza di questa parte del nuraghe viene unicamente dalle mensole ritrovate nei vari siti, dalle mensole trovate in posizioni originali ma mai nella torre centrale. Stiamo sempre parlando di mensole relative o a protonuraghi o ai cosiddetti bastioni dei nuraghi complessi. O pensiamo ancora ai modellini di nuraghe che presentano, ad esempio, quando sono in pietra, quando sono in bronzo, quando sono in ceramica, addirittura quando sono in vetro, il dettaglio di queste scanalature verticali che rimandano ovviamente all'effetto chiaroscurale, potremmo dire, delle mensole quando sono posizionate. Tra le tante ipotesi fantasiose che mi ritornano alla mente vi è ad esempio quella, probabilmente dovrebbe essere di Pittau, che indicava queste mensole come la rappresentazione dei raggi del sole. Potrebbero anche dare quest'idea senza vedere sopra il terrazzino, ma sappiamo che sopra vi era un terrazzino con una balaustra e che quindi le mensole non erano libere. Questa ipotesi venne scritta anche da altri architetti o ingegneri che vedevano i nuraghi come monumenti fortemente simbolici. Nella realtà sappiamo che i nuraghi sì, presentano una componente indubbiamente simbolica e indubbiamente iconica, vengono utilizzati proprio come rappresentazioni nelle parti finali di questa cultura che noi chiamiamo nuragica, però erano edifici con più funzioni, non solo diacroniche, quindi lungo il tempo, come ad esempio è stato possibile vedere per alcuni nuraghi che mutano funzione in senso religioso, diventando dei veri e propri santuari. Penso al nuraghe sul mulino di Villanova Franca, ma probabilmente questi monumenti avevano anche diverse funzioni in termini sincronici, cioè nella stessa data, nello stesso periodo in cui erano costruiti in diverse parti della Sardegna. Poi la loro funzione in realtà necessita di un punto di vista, come dire, territoriale, cioè probabilmente nei diversi territori questi monumenti assolvevano a funzioni più o meno diverse e quindi arriviamo
alla parte più speculativa, cioè quella legata alla vera e propria interpretazione della parte finale del monumento. Proprio in tempi recentissimi mi è capitato di leggere un libro in cui si parlava dell'uso di questi terrazzini, della parte finale del nuraghe, insomma, come luogo elevato in cui operare, ad esempio nel processo di scarnificazione dei corpi, per esporre in seguito il defunto nella sala e in seguito ancora deporlo nelle tombe dei giganti. In realtà di questa cosa non si può assolutamente dire che vi siano evidenze o anche solo lontanamente prove a supporto di questa idea, perché non ci sono. Per quanto la tesi possa essere anche considerata affascinante, purtroppo i ragionamenti dove una prova viene proposta e quella prova sostiene l'idea che abbiamo, come dire, proposto dall'inizio, in realtà sono dei ragionamenti cosiddetti circolari, cioè le evidenze che portiamo sono a sostegno della nostra idea e rafforzano questa idea in un andamento, come dire, continuo all'infinito. Nella realtà, quando si opera in un ragionamento scientifico, e su questo esiste un'ampissima letteratura al riguardo, bisogna trovare le evidenze e provare a confutare queste evidenze, cioè dimostrare che effettivamente non possano essere falsificate. È la cosiddetta prova della falsificazione di origine popperiana da questo studioso che la propose, e fondamentalmente è questo l'unico vero ragionamento scientifico che si possa fare. Proporre una funzione per qualcosa che non esiste più e quindi non potrà mai essere documentato, un ragionamento fortemente antiscientifico. Sappiamo che queste torri presentavano questo terrazzino, non sappiamo la loro funzione, potrebbero essere diverse funzioni, potrebbero essere stati utilizzati come punto elevato da cui osservare, ed effettivamente sappiamo che i nuraghi sono spesso, non sempre, spesso posizionati in punti in cui la visibilità è ottimale, in cui si può vedere molto lontano, in cui si possono vedere specifiche porzioni di territorio altrimenti nascoste alla visuale degli altri nuraghi. Sappiamo anche però che i nuraghi sono costruiti in modo da, come dire, vedere ma anche essere visibili, ad esempio con colorazioni particolari del loro paramento. Esistono monumenti realizzati con materiale litico di colore scuro e zeppature di colore bianco. Esistono nuraghi realizzati con materiale litico bianco e zeppature di colore scuro, quindi l'alternanza anche dei colori è ad esempio funzionale per poter essere notato da molto lontano. Penso ai nuraghi anche con due colori, come il Corvos di Florinas, ma ci sono anche tanti altri casi, Alvu di Pozzomaggiore, pensate. Quindi diciamo che la visibilità e il poter vedere da questi monumenti era sicuramente qualcosa di importante. Da qui però a sostenere che fossero degli altari giganteschi mi sembra un po' ardito da proporre. L'altra evidenza è che comunque vi è uno spazio utilizzabile in cima a queste torri, però in verità non è uno spazio così ampio, tant'è che l'ipotesi che vedeva questi terrazzini utilizzati come piattaforme di lancio per proiettili dei frombolieri è attualmente completamente caduta in disuso, anche per questioni puramente metriche. Ad esempio, per utilizzare una frombola serve uno spazio utile intorno alla persona di, diciamo, intorno a 1 metro e mezzo di diametro, come minimo, se non addirittura 2 metri. Questo perché la frombola necessita un movimento rotazionale, necessita di essere lanciata rilasciando questa sorta di grosso laccio, immaginatelo così, e quindi non è possibile compattare nello stesso spazio troppi frombolieri, perché altrimenti non ci sarebbe effettivamente come dire, lo spazio utile per poter agire. La frombola non è una balestra, non è un fucile, necessita di spazio per essere utilizzata. Persino un arco necessita di spazio, non è possibile mettere insieme troppi arcieri perché comunque si disturbano gli uni con gli altri. Quindi personalmente anche l'ipotesi del tiro con l'arco dall'apice dei nuraghi
è un'altra teoria che, e lo dico da ex istruttore di tiro con l'arco dinamico, fondamentalmente non ha alcun tipo di supporto, diciamo di tipo balistico e operativo. Rimangono tutta una serie di altre ipotesi che possono essere considerate più o meno fantasiose, come quello di sito elevato dove operare per alcuni rituali. Personalmente è sempre valida l'idea che questo spazio servisse non solo per coprire la parte finale del monumento, pensate ad esempio ad alcune chiese che presentano queste merlature molto belle, molto evidenti, che però non hanno nessuna funzione pratica, cioè letteralmente non ci va nessuno là in alto se non una volta ogni morte di papa per controllare la condizione di copertura del tetto. E infatti il terrazzo così strutturato dà effettivamente l'idea che servisse anche per impedire all'acqua di penetrare all'interno della struttura. Il fatto però che presenti una balaustra dà chiaramente l'idea che quello spazio doveva essere definito, veniva messo in sicurezza per evitare che le persone potessero accidentalmente cadere da quell'altezza, e questo ovviamente, come dire, ingenera in noi osservatori ormai vecchi di 3500 anni, perché non possiamo più vedere la condizione originaria di questi monumenti, come dire, questa evidenza procura in noi osservatori questa curiosità, a tratti anche morbosa, che ci spinge a cercare di capire quale fosse l'utilizzo originario di queste torri. Questo è tutto, spero che la puntata di oggi sia stata gradita. Vorrei ringraziare i sostenitori del canale di YouTube, e che sono rispettivamente Federica Maccioni, Cristina Carta e Vicky24, Aurora A e Francesco Piu. E per quanto riguarda il canale di Patreon, sempre Federica Maccioni e l'ormai storico Richard Ward. Vi ringrazio per il vostro sostegno, per rendere possibile questo canale e ovviamente per permettermi di portarvi questo tipo di contenuti all'interno della piattaforma di YouTube, di Patreon e di Spotify.